Allora, il CRS4 nasce in Sardegna da un'idea visionaria dell'amministrazione dell'epoca di costruire un centro di ricerca di livello internazionale in Sardegna. Il tema allora era quello dello sviluppo delle tecnologie digitali e fu chiamato Carlo Rubbia, che è premio Nobel per la fisica, a dirigere questo centro originariamente. Il centro da allora ha avuto un'evoluzione sempre però utilizzando le tecnologie digitali e diciamo il calcolo avanzato come filone conduttore della sua missione. Negli anni si è poi sviluppato anche attraverso diverse applicazioni delle tecnologie digitali, quindi si è occupato di per esempio beni culturali, ma anche di biologia, ora con l'investimento nelle biobanche. Quindi in generale è sempre stato all'avanguardia di quella che è la tecnologia per poterla poi mettere al servizio del territorio. Da questo punto di vista, avere un centro di ricerca di livello internazionale in qualunque territorio è sempre un punto di forza, sia per il tessuto sociale che per l'economia. La tecnologia non è la soluzione a tutti i problemi dell'umanità, però è sempre un forte motore di sviluppo perché permette ai migliori ingegni di poter lavorare insieme e di poter, soprattutto come stiamo cercando di fare noi, essere un ponte fra l'intelligenza e la ricerca e il territorio e l'industria circostante. Le sfide oggi essere all'avanguardia nella tecnologia è molto complicato perché la concorrenza è diventata globale, ci sono player internazionali che mettono in campo investimenti enormi e quindi riuscire a mantenersi a livello elevato presuppone delle scelte coraggiose e soprattutto investimenti in capitale umano elevato. Questo io credo che sia la sfida principale, cioè quella di riuscire a concentrare in Sardegna le migliori intelligenze della nostra terra e fare in modo che possano confrontarsi con altri centri internazionali e poter così dare un contributo allo sviluppo della Sardegna. La sfida è quella di riuscire a portare queste tecnologie fuori dai centri di ricerca e poterle poi trasferire all'industria e al territorio in modo tale che non sia solo una ricerca fine a se stessa, ma una ricerca applicata che porti a uno sviluppo e a un benessere complessivo della regione. I progetti che oggi ha il CRS4 in atto riguardano soprattutto la visualizzazione 3D in tutte le sue applicazioni, che è un campo di ricerca avanzato in cui il CRS4 ha ricercatori di primo livello. Il grosso investimento che la Regione attraverso Sardegna Ricerche sta facendo nella biobanca e quindi nel settore della biomedicina è un'altra linea di grande interesse. Vorrei citare anche l'applicazione ai beni culturali. Le visualizzazioni 3D che noi facciamo hanno permesso di portare fuori dal territorio della Sardegna le realtà culturali del nostro e archeologiche del nostro territorio. Quindi il futuro io lo vedo, diciamo, in queste linee tradizionali, ma penso che anche possa il nostro centro di ricerca dire la sua su settori che sono assolutamente primari in questo momento, come quello dell'intelligenza artificiale, che ha necessità di un centro di calcolo, ma necessità anche di ricercatori capaci di sviluppare modelli, e anche la parte di quantum computing, che è un settore assolutamente emergente, quello delle tecnologie quantistiche, che è stato premiato con vari premi Nobel recentemente nella fisica e promette in futuro di essere uno dei settori con maggiori investimenti e maggiore capacità di realizzazione. Quindi il CRS4 credo che possa, attraverso il suo portafoglio di varie iniziative di ricerca, ma comunque sempre guidate dal tema fondante, che è quello del calcolo avanzato, poter dire la sua su questi importanti settori della tecnologia.